Gli specializzandi, nel momento in cui lavorano in ospedale, sono sempre stati precisi nell'eseguire le misure di protezione individuale. Però, nelle sale di ristoro, mentre mangiavano un panino insieme, al di fuori dell'area ospedaliera, hanno avuto dei contatti e questo ha consentito la diffusione del virus. Sono le parole dette da Daniele Donato, direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Università di Padova durante un incontro online con alcuni medici. Frasi che hanno provocato l'indignazione degli specializzandi. Queste considerazioni ci lasciano fortemente amareggiati. Noi pensiamo che gli specializzandi siano una delle colonne portanti dei reparti. Sentire queste considerazioni da parte di un direttore sanitario che non mettano in luce invece il vero ruolo, il riconoscimento, alludendo a dei comportamenti non in linea con le norme nazionali è semplicemente stupefacente. Sulla vicenda è intervenuto anche il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che ha ribadito fiducia e stima nei confronti degli specializzandi. Questi ultimi minacciano di ricorrere a vie legali e chiedono le scuse del direttore sanitario, stessa richiesta formalizzata dalla NAO, il sindacato di categoria. Dal canto suo il dottor Donato spiega come spesso, vista la giovane età, gli specializzandi siano asintomatici e che tra gli 8.000 dipendenti siano stati trovati 140 positivi al Covid-19 e di questi 36 siano specializzandi. Uno solo avrebbe lavorato direttamente con pazienti positivi. Io chiedo le scuse formalmente, ufficialmente. Noi come azienda abbiamo sempre valorizzato il ruolo dello specializzando. Li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto fino adesso e quello che faranno.